saltare, non saltare. Buonasera. Comunque, io sono io dovrei allora nascondermi, raga. Comunque, caro lei, buongiorno. Ma se sei attento a Torino puoi fare come vuoi, come io, cioè io non ti prendo come io. Buongiorno a tutti, anzi buonasera, benvenuti alla Shakespeare Dinner. Le prime immagini sono quelle della compagnia. È incredibile, noi siamo arrivati a oggi, 21 giugno 2020, e per la prima volta artisti che hanno lavorato assieme per mesi si sono incontrati. Sarà un'ora di diretta abbastanza divertente, con molti fuoriscena, anzi molte improvvisazioni, anche perché quello che faremo è semplicemente raccontare attraverso le immagini, attraverso la possibilità appunto di trasmettere in diretta, e utilizzando questo strumento che ci ha fatto compagnia per 4 mesi, perché ricordo era il 22 febbraio quando abbiamo fatto l'ultimo spettacolo all'interno del Satiro, e quindi per 4 mesi ci siamo incontrati, ci siamo raccontati attraverso questo video. Allora io rigiro una carrellata sugli ospiti. Come vedete ci sono anche dei cani attori, ma anche degli attori cani, non naturalmente in casa Shakespeare. Ho fatto la battuta. Eccoli qua. Allora intanto intanto vi faccio, vedete come sempre all'inizio della cena ci si trova. Possiamo chiedere anche all'attrice cosa ne pensa. Esatto. Seduta. Ciao. Secondo te cosa dici? Davvero? E poi? Davvero? Ah sì? Anche? Saluti Solimano. Eccolo qua, questo è l'entusiasmo l'entusiasmo di casa Shakespeare, dai. Lui è Andrea Manganotto, adesso faccio le presentazioni, Matteo Zonca, Giulia Roversi che ci ha accompagnato, Sara è un ospite, qui abbiamo Gabriele Barbetti, Simone Bonvini, Michele Bonvini. Comincio bene. Devo ancora fare il brindisi, figurati. Giulia Tommelleri che è con noi, adesso arrivo dalla Sabrina Tommelleri che è con noi, Andrea De Manico. Tommelleri è un grande. Allora, ho chiamato Simone Bonvini e giuro devo ancora bere un bicchiere. Crasi. Ok, va bene. Giulia Modelini qua. Sabrina Modelini, Andrea De Manico, poi ci sono i nostri ospiti, i nostri donors importanti. Sì, abbiamo. Lei è Giulia Cailotto, ciao, ben arrivata. Andiamo avanti. Ehi là, ciao Federica, ben arrivata, ciao Giovanni, ciao Giorgio, Giorgio Perrig, Giovanni, Federica Burato, Giovanni Brunelli, ci ho messo, Beatrice Zuin, e adesso rivado, Michele Bonvini. Ok, ci siamo, e questi sono altri 2 ospiti, donatori che hanno sostenuto la Shakespeare Week. Come vedete oggi la Osteria Vecia Dogana ha un plateatico aperto, siamo all'interno del quartiere Filippini e appunto per la prima volta, credo che sia il primo anno che ha il plateatico all'aperto, e questa è l'immagine che vedete del nostro incontro, perché la cosa bella di essere all'interno di un quartiere così particolare a 5 minuti dalla Piazza Bra, e dietro questo palazzo che sto inquadrando c'è l'Adige, l'ingresso, anzi la chiusura della ex dogana d'acqua, è che si isola improvvisamente, e insomma è una situazione in cui si può stare a colloquio, come vedete, anche assolutamente in mezzo alla strada. Io sto attento però a non farmi investire naturalmente. Questa è invece Daniela, la nostra padrona di casa. Ciao Daniela, grazie. Allora, dopo io ti rubo 2 minuti che... Aspetta. L'ho fatto io. Oddio. Io Ma
È bellissima questa cosa, perché dovete sapere che Andrea De Manico ha compiuto gli anni 3-4 giorni fa. 18 giugno. 18 giugno, grazie, così andiamo. 18 anni, 3 anni, 4 18 giorni. anni che compi 18. Io invece 18 seguo la anni, Daniela che 18 anni. stava portando in tavola per farmi raccontare, aspetta che però facciamo così, dai, che così ci siamo tutti e due. Allora, per farci raccontare in cosa consiste, perché ti sei inventata qualcosa per questa Shakespeare Week, non è che uno viene in osteria e prende quello che vuole, no? Qui c'è un No, piatto speciale. C'è un piatto speciale che è inventato proprio per la Shakespeare Week, fatto. Praticamente abbiamo scelto di fare 2 commedie su un piatto solo. E che è già questo, vero? Due per uno, insomma, non è male. Non è poco, vero? Allora si chiama Una notte di mezz'estate sulle tracce di Shylock. Shylock. Esatto, quindi Mercanti di Venezia, Sogno di notte e mezz'estate. Sogno di notte e mezz'estate naturalmente azzeccato perché oggi è il 21 giugno, anche se mi hanno detto che quest'anno il solstizio d'estate è stato ieri alle Perché 23:43. siamo bisestili. Anno bisesto, Anno funesto. ma va? Allora, E no- visto che siamo funesti, che abbiamo il Covid, che abbiamo tutto questo, tutta questa cosa strana, abbiamo pensato di metterci un vino. Esatto, e l'associazione, l'abbinamento del vino è particolare. È Il vino qual è? ibrido ed è un chiaretto, non sono bianco, non sono rosso, sono un rosé. Che per la notte di mezz'estate è perfetto. Con il tempo è perfetto perché i tempi sono questi, è un'estate così, sarà bella, sarà brutta, la vedremo. La vedremo. Noi Perciò- intanto abbiamo vissuto questi mesi, l'ultima parte l'abbiamo vissuta in compagnia di Daniela, siamo stati i suoi ospiti anche durante la 24 ore con Andrea De Manico, Certo. che non andavamo più via perché stavamo tanto bene, però mi pare che questa cosa di stare bene in osteria non sia solo da parte nostra, c'è No, ma qualche dal avventore. comitato, da tutti i filippinati. Cioè, capito? Adesso che sai, all'aperto si fermano e loro andrebbero avanti tutta la notte, Sì, vero? effettivamente. E quindi deve mandarli via. Si sta rivivendo un'atmosfera del quartiere. Esatto, il quartiere sta riprendendo un suo respiro. Grazie Dani, intanto se hai bisogno di una mano per portare in tavola eccetera, quando è il momento. Assolutamente, benissimo. Allora noi torniamo fuori adesso, lasciatemi. Allora, signori, vi chiedo un attimo di attenzione, per piacere, facciamo gruppo. Che bello, mi sto divertendo un casino. Pensavo quasi di inquadrare, la dogana, perché se no qua si inquadra quella cosa. Questo è bello, ecco da qua, cioè foto di gruppo tipo, non posso montare sopra cosa? Allora, dovete sapere, sì, vi accosta, eccolo, è arrivato anche Simone, sempre dietro le quinte, stavolta invece deve star fuori. Facciamo facciamo ammucchiato, ci mettiamo tutti assieme per piacere. Ok, dai, volevo farveli vedere tutti. Ciao Marta, anche Marta dei nostri. Eccolo qua. Con noi per piacere, siamo tutti assieme. Attenzione che intanto passa. Esatto. Allora, no, volevo dire una cosa che è tutto improvvisato, cioè, ho chiesto a qualcuno se ha voglia di preparare qualcosa, ma non c'è una scaletta. E quindi adesso ci siete tutti, cosa possiamo dire? Andrea? Cheese, dai. No. Shakespeare! Ok, al 3, 1, 2, 3. Sembrate il gruppo vacanze. Gruppo vacanze casa Shakespeare da questa parte. Ok, allora, potete accomodarvi le coppie naturalmente assieme, gruppo di 4. Alcuni staranno dentro con me perché ci sono 16 posti a sedere, quindi prendete pure liberamente. Là all'interno sono tavoli da 2, qua invece tavoli da 4. Mettetevi a coppia, accoppiatevi. Ciao Simone, ciao Andrea, ti accoppi con me, dai, vieni. E allora guarda, oppure puoi aspettare Marica che sta arrivando, oppure sederti là assieme ai Butei. Tanto guarda, potreste fare però anche un quartetto, secondo me, è che hanno già occupato tutto. Cioè voi due, Giorgio e coso, ma... Vai a recuperare. Ciao cara. Adesso... Allora, venite qua con me. Aspetta che giro. Eccolo qua.
Aspetta che dobbiamo raccontargli una cosa. Allora. Giulia deve raccontarci una cosa. Esatto, allora, Aspetta, adesso sto facciamo vedere mangiando che il c'è, pane, ecco vedete, c'è l'igienizzatore. guardate poi come guardate, siamo sì. bravi, Ok. ecco siamo, allora, siccome Solimano ci ha detto, fate qualcosa, portate qualcosa di Shakespeare, insomma giustamente, Meet Shakespeare che la vuoi fare, bellissima, Cecco, Giulia, bellissima. non truccata. Vabbè. E praticamente, siccome sono qua con il mio amore, l'amore della mia vita, ergo ho pensato di leggere il sonetto Scella con Perdì, è il sonetto 18, il sonetto 18, sì, Sì, il sonetto 18. per lui. È bello, quanto cuore è questo, per cui a un certo punto... A sorpresa, lui non lo sa. No, lui non sa niente. Per cui a un certo punto, come dobbiamo organizzare? Ma allora io passo a chiedervi, primo giro raccontiamo un po' cos'è stato questa esperienza Sì. di lavorare online eccetera. Nella seconda invece chiedo di fare qualche interpretazione, diciamo shakespeariana. Però voi scriveteci nei commenti cosa secondo voi potrei Questa è una organizzare. bellissima idea, fammi vedere come faccio a vedere i commenti io. Qua, No, scrivi scrivi un commento, me lo commento. scrivi tu Ah, a ok, me, no. ma basta che me lo dici in pagina, prima, così. Però scriveteci nei commenti, io volevo fare una roba carina per Claudio. Cosa possiamo fare? Allora, la cosa è, perché sarebbe bello che tu arrivi, potremmo chiedere alla signora della Vecchiaia se arriva con tipo una candela. La candela sì. La candela è tu dietro e io leggo. Ok. Però se avete qualche idea migliore, scrivetecelo nei commenti. Ok, ciao, ci vediamo dopo. Allora noi intanto entriamo, allora ragazzi voi siete, allora noi siamo dentro, io mi prendo posto, Igino sei dentro anche tu? Sì. Ok, là, no, perché naturalmente si sono gettati, signori prendete un tavolo, anche voi ragazzi, io mi siedo anch'io. Dove vuoi? Qua, lì, là, io guarda tolgo, lascio libero a voi, tanto io mi siedo dopo. Ci mettiamo qua? Sì, va benissimo, è bello quel posto Poi lì. che ci mettiamo qua? Noi io ci e te. mettiamo, no allora, lasciami lì da solo, ti siedi con... Sì, va bene, dai, ma No. Tu stai là, se là non ci sono, là hanno fatto tutto a coppie, vero? E allora, no, Igino. Oddio. Ma no, sì. Ma lasciami mangiare. Io voglio stare da solo anch'io. Voglio stare da solo anch'io. No, ma scusami, siamo in 24, ho detto, giusto? Quindi quello lì non c'entra. Non c'entra. No, o ti siedi qua o ti siedi lì. Scegli. Mettimi d'accordo. E tu- È la seconda volta che mi manda via questa E tu sera. Simone, o ti siedi con me o con la Marica? Allora, sentate qua che dopo si siede la Marica. Allora faccio, prego. Cosa vuoi fare adesso? Ah sì, scusa, aspetta che vengo fuori perché dentro bisogna stare mascherati dentro, mi sono sbagliato. Allora, adesso faccio una carrellata in cui, aspetta che, ecco, stiamo sempre in diretta, facciamo una carrellata in cui passo tavolo per tavolo a chiedere com'è stata questa esperienza, intanto che viene servito il piatto e che sono serviti i bicchieri. Perfetto, e poi dove andremo a parare? Poi invece facciamo il brindisi inaugurale e tutti quanti fuori, invitando anche gli altri, e poi invece la seconda parte è quella più shakespeariana in cui da tavolo a tavolo chiederò di fare delle interpretazioni o delle toccate Perfetto. shakespeariane. Anche per i nostri ascoltatori è stato bello avere una scaletta esplicativa della serata. Sì, ma loro poi sono abituati dopo Sono la abituati, 24 certo, ore che l'improvvisazione folle e sì, selvaggia. anche perché secondo me succederanno cose strane. Ma certo. Ok, va bene, dai, allora adesso vi raggiungo. Naturalmente appena saremo pronti per il brindisi andiamo a fare il brindisi tutti assieme. Avevo deciso che tenevo stare là perché ti do. là controlli. Ma io Quello lì è il tuo posto, le controlli, vedi fuori, no? allora fammi... Controlli sì. tutto. Perché lì sennò è... Allora però qua, capito, succede che mi inquadro così. Se invece io mi siedo qua, però è anche vero che siccome alla fine sono sempre in giro, potrei anche sentarmi qua così quando sono seduto almeno controllo. Allora naturalmente loro ci seguiranno, no, per tutta la cena, vero? Cioè nel senso il brindisi iniziale, adesso faccio un passaggio eccetera, però poi dopo c'è un momento in cui la cosa diventa comunque privata. Allora Dani, io farei una passeggiata di ciacole di 5 minuti, intanto per il vino porti le bottiglie, versiamo noi. Ok, allora quando sono tutti versati chiamo anche voi da dentro, andiamo tutti quanti fuori e facciamo il brindisi all together, ok? Buon. Igino, sentate. Sentate qua, dai, sentate qua. Lì dove va la Marica, sentate qua di fronte a me, dai. Ok, scusate l'uscita dialettale, ma insomma sapete che noi recitiamo con dialetto. L'ho capita.
Sì, adesso gli dico, però vengo con te per dirgli, non, per piacere, non prima facciamo il brindisi e poi ok. Allora, aspetta che giro, che bella la tavolata. No, scusatemi, io faccio una zoomata sulla compagnia perché è la prima volta. Noi di solito facciamo allestimenti da 3-4 persone, non di più, è la prima volta. Allora adesso, che mamma mia, è una foto social questa. Allora, Daniela sta passando a versare il calice di Bardolino Chiaretto Doc, che al manco fosse sponsor, Dani, invece no, va bene. Però aspettate a bere che facciamo il brindisi tutti assieme, ok? Provo a bere un po' d'acqua. Allora, intanto vado subito a rompere le balle. Buongiorno, dottore. Buonasera. Stiamo parlando di saggi. Che bello. Io invece no, volevo chiedervi una piccolissimo, così intanto che versa i calici, piccole, non so, sensazioni o commenti o interventi riguardo a questo periodo, questi 4 mesi di chiusura del teatro e a cosa è stato. Ma io mi sono divertito. No, Cos'è stato a livello teatrale anche con la Casa Shakespeare questi. Io non ho mai smesso di lavorare, grazie a Casa Shakespeare. No, lo dico sinceramente, nel senso che ho investito in me stesso e ho lavorato su una serie di ipotesi di lavori sia di scrittura che interpretativi e quindi penso che sia stata un'ottima occasione per poter investire su di sé, sul proprio mestiere, sul pensare a cose nuove come stiamo cercando di fare, pensare anche a dei format che non so se siano teatro o meno, perché sennò qua si apre una polemica che non è più finita, per cui voglio dire, diciamo che quantomeno per una volta non è che ci pare proprio se il pubblico ci debba essere d'accordo con quello che facciamo. Io ho badato di più al fatto che io fossi d'accordo con me stesso e con i miei colleghi che lavoravano con me. Ritengo che sia più rispettoso nei confronti dei colleghi qualche volta. Giulia? Mi trovi assolutamente d'accordo, nel senso che anche io non ho mai smesso di lavorare e se appunto io credo che se si vuole una strada la si trova, altrimenti trovi un sacco di scuse. Quindi è stato un momento di grande sperimentazione, di un momento, se ci vogliono le crisi per dire va bene, adesso che cosa facciamo? Comunque sappiamo che il teatro è in crisi da 4.000 anni. Sì, da 4.000 anni, per cui bene, nel senso che abbiamo trovato un altro modo di esprimerci. Ascolta, tu poi hai sviluppato anche un tuo percorso individuale molto interessante. Sì, beh. Che hai chiamato? Esubera. Esubera, esatto. Diciamo che era già un percorso che avevo iniziato, poi col fatto di avere tanto tempo per stare con me stessa, oddio, in lockdown, eccetera. Però, nel senso, sono andata sempre di più a lavorare in che modo il teatro, le tecniche teatrali ci sono utili per la nostra crescita personale e professionale, quindi andando sempre di più a mettere insieme teatro con quelle che sono le mie passioni, la psicologia, le neuroscienze sociali, tutto ciò che è che cosa ancora il teatro ci parla e ci sono delle cose che, per esempio, i neuroni specchi che li hanno nello specchio, che li hanno trovate, esatto, li hanno scoperti, hanno dato un nome alla seconda metà del Novecento, negli anni 70. Scusa un attimo, sì. Quando sono tutti quanti versati mi chiami che così li facciamo venire qua, scusami. E dicevo, i neuroni specchio conosciuti, dati un nome nella psicologia, nelle neuroscienze negli anni 80 e il teatro lo conosceva da quando è nato, perché per questo che noi facciamo teatro. Ascolta, dove racconti queste cose? Sì, sulla mia pagina che si chiama appunto Esubera Teatro per l'impresa, o anche questo canale YouTube e appunto la mia pagina Facebook, e lì appunto racconto come è appunto il teatro nell'epoca della formazione della neuroscienza e della psicologia, in che modo parlano tra di loro. Grazie mille, ci spostiamo di tavolo, arriviamo. Eccoci. Guarda, potrei mettere anche il cavalletto. Ciao Beatrice, ciao Andrea. Allora, sempre aspettiamo che diventi caldo prima di berlo. Sì. No, appena è versato da tutti. Una battuta sulla come hai vissuto teatralmente questi 4 mesi di chiusura dei teatri, perché ricordiamo per noi sono stati 4 mesi effettivi. Beh, insomma,
responsabile di musica quotidiana mi sono vista sfumare 2 spettacoli. Esatto, Quindi- ricordiamo, musica Esatto. quotidiana all'interno di questo problema è la rassegna di teatro musicale di cui Beatrice è la direttrice artistica. E quindi spero che in un futuro, non si sa bene quando, che si possa ripartire proprio da lì, da questi 2 spettacoli e poi andare avanti. E naturalmente, Dal punto di vista dello streaming invece? dal punto di vista dello streaming ho imparato ad usare questo diabolico marchingegno e a vedere altre possibilità a me finora sconosciute, visto che non sono una nativa digitale. Ed è un complemento secondo me importante, è come una prolunga del nostro braccio, del nostro essere attori. Grazie. Andrea, ciao! Mannaggia a voi, mannaggia a noi, mannaggia a tutti. Mannaggia. Sullivan sta parlando, nel frattempo sta parlando con la Daniela e allora io vi seguo comunque, però vi vedo. Era solo per i brindisi. E adesso mi chiederà Ma come adesso ho sei in vissuto linea? questa cosa. Ok. No, invece non te lo chiedo perché hanno versato tutti i calici, non voglio che il vino diventi Allora freddo e brindiamo. quindi chiamo gli altri fuori per fare il brindisi tutti assieme. Allora un attimo, corro, voi sopportate per piacere questo sommovimento. Signori, visto che i calici sono versati andiamo tutti fuori a fare il brindisi all together, poi vengo dentro e mi fermo anche. Il mio, vabbè, ecco, il mio è quello non tanto freddo. Allora, lasciatemi prendere un'inquadratura che possa andare bene. Vediamo, adesso giro. Eccoli, ci sono tutti. Allora, signori, vi chiedo di alzarvi in piedi per il brindisi, stando pure intorno al tavolo. Ecco che arrivano anche gli altri partecipanti dall'interno. Ok, venite. A vista, lì assieme ai tavolati. Tanto poi alla fine finiremo tutti qui, vero? Per più stretti io vedo fino ad Andrea. Fino ad Andrea. No, ci sei, Michele? Sì, Andrea. No, adesso sei al di là di Andrea. Tu, Michele. Ok, ci siamo tutti. Ok, allora signori, grazie a tutti per il contributo che avete dato tutti voi durante questi 4 mesi e allora un bel brindisi. Il decanter e 2 dopo. Perché allora adesso ve lo dico perché quelli che stanno dentro non possono godere dello spazio fuori del respiro e quindi hanno i bicchieri più belli. Cowboy, è dura. Signori, grazie, viva la Shakespeare Week! Ok, adesso. Cioè, scusa un attimo, Simone. Non mi capito, capito? Simone è dentro con me perché mi vuole bene. Non lo lascio da solo dentro e allora. Se bevo acqua io bevo dai. col decanter. Cin, grazie mille. Cin, ragazzi, cin. Aspetta che non so neanche cosa sto inquadrando, ma insomma qualcosa succederà. Aspetta che faccio. Andrew, cin. Evviva! Andiamo a casa prestino. Sì. Noi abbiamo un'ora di video poi cin. Ragazzi, torno là, poi ritornerò a fare il cin con tutti voi. No, non posso, devo farlo per forza con tutti. Non so neanche se sto inquadrando giusto. In questo momento mi interessa di più fare il brindisi con voi. Sì. Ciao Marta, dopo vi racconto chi è Marta. Sì. Grazie. Boh, dai, adesso torniamo dentro e quindi mentre stanno servendo il famoso piatto, che avete capito, vero? È un piatto unico composto da una parte che è legata a Shylock, al mercante di Venezia, e una parte invece che è legata al Sogno di una notte di mezz'estate. Allora, mentre stanno servendo i piatti, io vado. Ascolta, Simo, no, c'è Igino qua, si è seduto. Sì. Perché la Marica ha detto che era in arrivo e invece è ancora da arrivare. Va bene, si esontarà. Allora, avevo lasciato Andrea Manganotto e adesso eccolo qua, torno da lui perché eccolo qua. Ciao Andrea. Allora, stavamo dicendo, no, scusa. Vabbè, bevo in Ok. Allora, dai, una battuta davvero
ma davvero quello che vuoi, sensazioni o quello che ti ha lasciato questo, scusa preferisco stare in piedi, questi 4 mesi di chiusura e questo fare agire attraverso lo streaming. Sono stati 4 mesi, ma lo sono ancora. Io sono quello che di solito dà sempre i numeri, è sempre molto sopra le righe, ma io vorrei ricordare a tutti che non è ancora finita. Per noi non è ancora finita, noi siamo ancora fermi, i teatri sono riaperti, ma senza chi? Senza i tecnici che possono lavorare e che ancora sono a Roma a protestare, giustamente, anche per noi. Quindi non è finita, noi aspettiamo il giorno in cui anche noi tutti insieme potremo di nuovo brindare con tutto il nostro pubblico che ci ha sempre amato e ci segue. Adesso torno a quello un po' pirla, vabbè. No, allora aspetta, però vale la pena di sottolineare che Andrea in questo percorso ha avuto anche un impegno, diciamo, civile e quindi è entrato in contatto con le istituzioni, sollevando tutte le criticità che questo lockdown ha fatto esplodere nel settore dello spettacolo e creando le premesse per anche una possibile revisione, no, del modo del rapporto tra la società e il teatro o la cultura in generale. Esatto, sì, c'è questa dicotomia che un po' nella vita reale abbiamo io e mia moglie, che sono anche volontari di protezione civile, ma questo è un altro aspetto. Però ho avuto occasione di poter parlare direttamente anche con membri del governo, del Senato, sulla cultura e quant'altro. Le idee ci sono, ma purtroppo poi la prassi deve essere un'altra cosa. Quindi sì, i teatri sono aperti, noi stiamo aspettando davvero che il teatro apra, che ripartano le idee, ripartano le possibilità di chi fa teatro, di fare teatro, perché sono 2 cose diverse, quindi aspettiamo, confidiamo e speriamo che da quest'estate si possa ricominciare. Che poi, ecco, voglio dire una cosa, Andrea non è quello che, capito, protesta e nel frattempo sta ad aspettare che succeda qualcosa, no, si è dato da fare tantissimo, anche artisticamente. Grazie Andrea, basta. Baci. Ciao! E qui abbiamo un quartetto veramente ben assortito, Giorgio, Gabriele, Giulia e Michele. No, devo ridirlo perché l'ho presentato come Simone. Allora dai, una battuta veloce a tutti voi su cosa vi ha lasciato questo periodo, o cosa è stato, o non lo so, un ricordo, quello che volete. Giorgio? Beh, allora... Ok, basta. No, in realtà mi avevi salvato. Comunque, una cosa che mi ha lasciato questo periodo sicuramente è la voglia di fare, che brevemente, diciamo, durante la quarantena era venuta a mancare, ma con l'iniziativa appunto del teatro, comunque quello che abbiamo portato anche da casa in streaming, mi è tornata questa energia, questa voglia di fare e sono ancora carico per altre cose in progetto, insomma. Grazie. Gabri? Ma io della verità non avrei mai pensato che il cinema, la camera mi avrebbe salvato così profondamente come faccio adesso. Però per farla breve, diciamo una sintesi, una sinossi veloce, la direi con le parole, ma proprio del bardo di Guglielmino, che diceva che tutto il mondo è contingentato e gli uomini e le donne non sono che untori tra loro e hanno le loro uscite e entrate, però devono essere comunque cauti, chiaramente, perché stiamo ancora finendo. E gli ultimi rivoli di questa cicatrice che però fa nascere cose bellissime e ci lascerà. E c'è stato questo sguardo d'intesa con Michele. Esatto. Michele, che bello sguardo, ciao, ben arrivato. Tu addirittura eri in lockdown antecedente, è stato operato quanto prima del blocco? Il 13 di febbraio, poi diciamo da me già dalla settimana dopo hanno chiuso le scuole, il 21 febbraio, perché siamo vicini a Codogno. No, che cosa? Di non rimandare mai i progetti, farli quando si può, che è il tempo presente che viviamo, perché non si sa cosa ti porta la vita. Grazie, bellissimo. Possiamo passare all'altro? No, adesso tocca a te, Giulia. Aspetta, mi inginocchio. Volevo far vedere mi inginocchio davanti a Giulia. Copiare Michele, quindi sicuramente come dice Michele, forse quello che mi è rimasto è un po' il fatto di vivere il presente, quello che è, quindi non è tempo rubato come dicevamo oggi, ma è tempo vissuto con un'esperienza diversa. E poi invece nello specifico di Casa Shakespeare direi che questa cosa, almeno
Tantissimo, Devo dire sì. che ho proprio sentito il senso di appartenenza alla compagnia e quindi questa è una cosa secondo me insomma bellissima. Grazie. Grazie perché è molto vero. Attenzione, guardate, qui è l'ultimo tavolo esterno, aiuto. E allora io vado subito da Marta che sì. Non so fare niente. Allora, Marta non è un'attrice e quindi è bello, capito, venire da te perché così almeno mi metto su un po' in imbarazzo. Allora, no dai, una tua davvero sensazione, un tuo ricordo o se vuoi qualcosa che ti ha lasciato questi 4 mesi, perché sono 4. Allora, quello che ricordo di più e con piacere sono le nostre chiamate con Soli alla mattina durante il lockdown più pesante. Un'ora a pensare al futuro, facciamo questo, non facciamo quello. E, no, la forza di crederci, di avere sempre, come dire, più voglia di fare che di tirarsi indietro, quindi questo mi porto dietro. Grande, grazie. Volevo dirvi, è la project manager di Casa Shakespeare, cioè scusa, non pizza e fichi. Sabri, ciao Sabrina, eccola qui, guarda attraverso i bicchieri e attraverso le bottiglie no, di veramente, dai Salmo, perché ho molti progetti, sì, adesso non so, forse la pace nel mondo. devo sì, una nuova parte, non so, magari un corso di yogurt, yoga, scusate, e sì, cioè. Ok, adesso vengo da Sabrina, prima era l'attrice, anzi il personaggio che parlava. Allora dai, no, insomma, sì, tante cose belle che hanno detto a tutti questi miei colleghi, sì, sicuramente ci siamo sentiti tutti, e penso che nessuno possa smentire, questa cosa proprio la dobbiamo a Solimano, di averci proprio uniti e fatti sentire una grande famiglia, banda di fratelli, come dicevo, ma proprio si è creata questa sinergia tra di noi che veramente è rara, ecco. È molto rara. Ciao Marica, sei brava, eccola qua, è arrivata anche Marica, anche lei è con noi nel gruppo. Allora, noi siamo dentro, io con te e sto intervistando tutti quanti naturalmente. È qua fisso con la telecamera. Sì, sei in tavolo con Simone. Scusate, è arrivata Marica, collaboratrice, amica, una tra i soci fondatori. Quindi grazie Soli, grazie a tutti quanti, perché siamo qui insieme per stare questa serata e consolidare questa serata tra noi. Grazie Sabri. A voi. Allora, questi due che li ho tenuti apposta anche alla fine perché allora, sono degli esseri particolari, oltre che essere parte davvero, adesso mi giro da questa parte perché vedi che si nasconde, aia, sono anche picchiato, ho fatto male. Allora, Giulia Roversi e Matteo Zonca, loro prima di tutto sono Muso Dance Theatre Company, ci tengo a dirlo perché è davvero un piacere, anzi guarda mi metto, no, che sembra che lo dico per finta o mi sono preparato, è un piacere sapere che c'è una realtà che non siamo noi, cioè loro sono una realtà assolutamente autonoma con la quale si è stretta una collaborazione strettissima e che sono disponibili a mettersi in gioco e a condividere scelte che appunto magari non appartengono al loro percorso artistico specifico che poi è quello del teatro danza e io so che quando ho bisogno loro rispondono sempre presente. E lo stesso viceversa. Tra l'altro io sai che ho il problema di stare davanti alla telecamera, un sacco, devo starci dietro. Piccola riflessione, forse nel casino di questo periodo è stato appunto riflessivo e il fatto, come hanno detto credo tutti, che non è che ci siamo sentiti, ci siamo sentiti e sei un maledetto solo perché dal niente parti con un'idea e riesci veramente a tirarla fuori, quindi a te, a tutta la tavolata, a tutti quelli dentro, grazie di cuore. Grazie. Ecco. Allora Giulia racconta, a me piace dire che dipinge col corpo quando agisce in scena. Grazie mille, infatti in genere faccio la parte della muta perché devo parlare e
quando parlo gesticolo un sacco. Comunque, volevo ringraziare te, Soli, tutti quanti, e dire che sì, la cosa più importante è stata il reinventarsi, quindi credo che dentro questa parola ci stia tutto, quindi reinventarsi ogni giorno, nel conoscere altre persone. Ho conosciuto persone straordinarie su Zoom, nelle nostre videochiamate, ho provato a recitare anch'io. È vero, è vero. Mi sono stradivertita e grazie a tutti perché... Grazie. Non dico niente perché tanto hanno detto tutto. Grazie, grazie, grazie. Allora, questa è la tavolata esterna e adesso invece mi allontano. Poi sentivate, la voce che sentivate nel sottofondo era quella di Andrea De Manico, che riesce a farsi sentire sempre e di più. Oh, allora arriviamo dentro, guardate, io vengo a interrompere il vostro pasto, la vostra cena. Allora, Giovanni Brunelli, scusami, io quando presento e quando presento e non ho un foglio scritto vado in tilt con i nomi, ma proprio in tilt. Non hai mai saputo il mio cognome? Allora, cosa ti ha lasciato questo periodo e l'esperienza comunque di un'altra forma espressiva, diciamo, che Allora, parte del tema? strano, perché è un'altra roba, è una roba che nessuno di noi aveva mai provato, io in primis non avevo mai provato, e il giusto ibrido tra il filmato e il teatro. Non lo so, adesso non posso giudicarlo, dovremmo aspettare secondo me dei mesi e degli anni per vedere come sfrutteremo questo mezzo e come ci infileremo noi in questo mezzo che già esiste. Ok, grazie. Fede, tu cosa ci vuoi dire? Sono d'accordo con lui e appunto di sicuro avremo occasione di svilupparlo e utilizzarlo di nuovo, però il teatro dal vivo è una cosa che è impagabile, quindi sì, è stato bello perché abbiamo mantenuto i rapporti e quello è l'importante, però io sono affezionata al teatro dal vivo. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. E poi arrivo invece... Allora, lui credeva che lo lasciassi stare, invece no, perché loro sono sostenitori. Allora, scusate. Non abbiamo fatto niente. No, loro sono sostenitori di Casa Shakespeare, sono qui con noi per quello, hanno partecipato alla campagna di crowdfunding e diciamo sono dei tifosi anche nostri. Allora, mangia tutto. no, assolutamente, ma adesso poi credo che addirittura che verrà un bis per il risotto. E no, volevo un tuo così, visto che appunto non fai parte del gruppo attori, la tua esperienza all'interno di una situazione come quella che abbiamo vissuto. No, assolutamente, appunto da appoggiare secondo me l'idea, la tua creatività, la tua voglia di fare, la tua meravigliosa insomma raga, che te riesci a sfangarla anche a dei momenti più disastrosi che più di così, per cui bisogna che Soli non muoia mai assolutamente. Allora io ci tengo a dirgli una cosa, Andrea Materassi fa parte del direttivo dell'Associazione Giochi Antichi e io grazie a loro, grazie alle cronache del gioco dello scianco ho imparato a parlare per ore e ore e ore ininterrottamente e questo mi ha permesso di fare la famosa 24 con lui ore. Che parlava con le statue della piazza. No, veramente assurdo. Avanti. Francesca, dai una battuta anche sulla tua... Per me è splendido quello che hai fatto, quello che state facendo, ma è bellissimo vedere i giovani con l'entusiasmo che hanno, cosa che non è da tutti. Sei tu che stai diffondendo questa cosa e secondo me è una cosa fantastica. Grazie. Ed eccoci qua. Allora, lui è sempre dietro le quinte perché è Simone, adesso eccolo qua, vedete, è andato a fuoco. Allora, Simone mi aiuta nel backstage, è una specie di braccio destro, sinistro, non so mai come presentarti. Comunque, diciamo, se non c'è lui, io già mi agito di mio, già vado in ansia in qualunque situazione, se non c'è lui raddoppia l'ansia. Allora, niente, non vi dico neanche il casino, si è portato il lavoro a casa, è stato bello impegnativo sto periodo, ma legando appunto all'esperienza teatro, il lockdown, cosa ti ha lasciato, se vuoi, non so, un pensiero? Mi ha lasciato un pensiero di grande solidarietà, cioè, ho visto tanta solidarietà che non
No, che non mi aspettavo, però palparla dal vivo è stato emozionante. Grazie, grazie. E invece Marica, ciao Marica. Allora, lei invece dovete sapere è in casa Shakespeare da prima che ci fosse casa Shakespeare, perché allora era un nome che mettevamo in cima a un cartellone, ma non esisteva neanche come associazione, è una delle socie fondatrici. Allora, Dimmi, se vuoi che ti dica. no, anche tu, adesso sono passati 4 mesi, siamo stati in questa situazione dal punto di vista teatrale, cosa... Posso dire che casa Shakespeare mi ha fatto veramente tanto compagnia in quei momenti in cui si era da soli a casa, particolarmente io, come penso anche tante altre persone. Sapere di avere questo appuntamento tutte le sere con casa Shakespeare ci faceva sentire un tutt'uno. Grazie mille. E ho tenuto per ultimo, ma non last but not least, ma soprattutto perché è seduto di fronte a me a cena, ecco vi faccio vedere, vedete, so anch'io, adesso tra un po' mangio anch'io infatti, il Gino che... Sarebbe anche ora. Sarebbe anche ora, anche perché mi si è anche raffreddato il chiaretto, quindi adesso chiederò del ghiaccio per rinfrescarlo un po'. E allora, il Gino è stato il nostro spettatore per eccellenza, cioè ci ha seguito veramente con una costanza invidiabile, anche nella famosa 24 ore. Io non sono, Bravo! Cioè, capito, il protagonismo degli attori viene fuori sempre, però è vero che Giovanni nella 24 ore era l'unico che potevamo contattare, che ci permetteva di fare Facebook, di fare la diretta, ed è quello che ci ha seguito praticamente, non hai dormito quella notte lì, ha fatto una notte in bianco anche lui. Allora, il Gino, torniamo a noi, non ti lasciano scappare niente. Allora, cos'è stato vivere una parte, diciamo, di questo lockdown con casa Shakespeare? È stata dire una compagnia, per noi è dire poco, perché si sono viste delle opere e degli impegni da parte di tutti quanti gli attori, i personaggi che hanno fatto, in una maniera incredibile, veramente, da dimenticare i mali che c'erano e che ci sono. Questa, ecco, ci ha fatto, oltre che compagnia, ci ha fatto anche dimenticare ciò che di male c'è attorno. Grazie Gino. Allora adesso io faccio questa cosa qui che so, è molto, insomma, un po' particolare, vediamo se riesco a inquadrare anche il piatto. Io mi dedico al piatto che l'abbiamo chiamato piatto Shakespeare, perché poi appunto abbraccia le due opere. E quindi comincio a mangiare, signori. Intanto buon appetito, quindi non sentirete la mia voce per qualche minuto, che magari anche vi fa piacere. Mamma mia, buonissimo. C'è Giovanni che adesso lo chiamo e gli do a lui, guarda, facciamo così, io giro e inquadro lui adesso, così vediamo. Eccolo. Mamma. Giovanni l'ho beccato, gliel'ho detto, anche nella 24 ore, sì. quando è sceso giù. Cioè, Giovanni praticamente era sempre presente, e pensa che quando si è trattato di invitare altri a partecipare alla diretta, l'unico che poteva accedere col video era lui, non so per quale strano congegno di Facebook, insomma. Scusa, ma sono stanco. Mi è piaciuta la battuta che hai imparato a Advocacia a parlare per ore. È vero, cioè, cosa hai detto? Scusa, perché prima no. Ah, no. Marica sta dicendo una cosa che è parzialmente vera, cioè nel senso che guarda che era piccolo che era disdotato, andavi in giro ancora col carrello,
A me piace naturalmente raccontare storie e parlare, però trovarsi in una piazza nella profonda provincia veronese, a raccontare il gioco dello scianco, che per chi gioca è molto avvincente, molto appassionante, ma per chi guarda insomma è abbastanza ha dei limiti, ecco, delle criticità e farlo dalle 9-10 di mattina fino alle 6 di pomeriggio, devi davvero sviluppare delle capacità creative incredibili e quindi quello che è cominciato come un aiuto all'Associazione Giochi Antichi poi è diventato uno strumento di professione. Ecco, bevuto, pensavo di... per sentire cosa ci si inventava. Che portava il caffè, i dolci, tutti i beni di conforto. Ero diventato proprio l'attore che veniva aiutato, sai, con il baratto. Esatto. Ma quest'anno adesso fa qualcosa, no? Stiamo parlando proprio del mese di pochi minuti fa. Forse andiamo su a luglio. Mi ha lanciato una bomba uno dei componenti della squadra di Zarina. No, quel che abita qua. Quel che abita là, sì. È tutto fermo perché non sapeva il comune. Noi abbiamo 4 progetti già pronti, già fatti. Adesso immagino che vedermi mangiare magari non è così interessante, allora porto il cellulare che ci ha accompagnato in questi mesi nella zona all'aperto e così lascio che siano liberi di raccontare Allora ho pensato una cosa, siccome adesso sto mangiando anch'io, anche voi naturalmente, però rompo le scatole a voi invece che a me. E allora vi lascio il telefono, potete fare una chiacchierata, un libero pensiero, eccetera, e passarlo poi agli altri tavoli. Ok? Aspetta, così allora... ti costringo a... Stava mangiando, invece lo costringo a... Ma e però poi il fai tempo, passamano. cioè in realtà devo fare così? No. Li metti a tavola con noi e continuiamo il discorso. Okay. Esatto. Ma io metti a come devo tavola. fare? Ecco, adesso vedi. Ok. Vi lascio nelle mani di Andrea De Mani. E quindi io che cosa devo fare? No, stai pure seduto, vai avanti a mangiare, chiacchierate un po'. Guardare guardare le mandibole che masticano. Infatti ero un po' in difficoltà per quello. Io direi di no. Esatto, quindi se magari qualcuno nel corso della passeggiata Vado? voglia di... Sì, ma molto free. Vado free? Vai free. Vado free? Sempre un po' di aria bisogna tenere, per cui ok, perfetto, adesso vado. Qui abbiamo, buonasera. Mi è stato dato l'incarico. Sei stato promosso a camera. A cameraman, sì, è il mio sogno da una vita, in realtà. Mi Cioè nel senso piacerebbe. che ti piace stare in camera. Sì, esattamente, cameraman in quanto uomo della camera. Uomo della camera. Esatto, Ok. non lo so, Decamera? Che camera? del Decameron, Però in Perù. è Perì. Però. E come Però- Perì? Però Per un parà? forse per un parà. Però E ti ho dato un pappataccio? pappataccio, però Poi pappataccio Perì perché Perì parà. parà, Però perì, però po'. La pearà? parà, parà. La pearà. Qualcuno con la pearà. Uccise il parà con la pearà. Lo sappiamo che qualcuno potrebbe non essere d'accordo con questa della pearà. E poi è pearà oppure panà oppure peperata. È sempre comunque perso. Parà. Oppure parà. Parà. Ciao domani ancora. Mi è stato detto di glassare. Glassare? Mi sa biocca. Beh,
Blatto? Torneremo Baratto? subito dopo i problemi tecnici. Torniamo immediatamente, qua abbiamo un altro tavolo. Esatto, di Beatrice Zuil. Buonasera, Bombini, Tomiglieri e Giorgio Perri. Ma Giorgio Perri, perché siamo in Italia? Perché non parli l'italiano? Devi sempre parlare l'inglese. Ma scusa, parla come... Mamma riammazzato, ora, allora, senti un po', Gabriele Barbetti, tutto bene? Tutto bene, perito di là e qua c'è un po' più di vita. Perito? Perito, no. Perito Perrig di Pearà. Ah, Perri di Pea. La P che contraddice. Risuona qua dentro, siete proprio... Vado a mangiare, prego. Eccoci qua. Allora, la Cailotto ha preso in mano la situazione. Che cosa stavate dicendo? Niente, sono tutti Aggiornami. Tutti i cailottamenti di basso sottofondo senza troppe... Però Cailotto è una cosa positiva, ovviamente. Sì, di solito noi ci cailottiamo tutti. È bello cailottarsi. Esatto. Chiaro, perché è un punto di arrivo, diciamo che è un po' come si dice l'intenzione buona kantiana, no? Cioè punti verso, ma è chiaro che insomma... È l'utopia anarchica di questi giorni. Certo. Cosa Shakespeare insegna sempre. Chiaro, siamo d'accordo. Qui si mangia perennemente. Delizioso. Deliziosamente. Risotto zafferano buonissimo, con l'uvetta. Ah sì, ricordiamo che siamo a mangiare all'osteria Dogana Veccia, in cui si mangia benissimo. Anzi, adesso, se volete, vi porto a vedere un pochino com'è l'osteria Dogana Veccia. Venite con me. Allora, qui siamo nel quartiere Filippini, che se non conoscete Verona è un fantastico luogo. Beh, Verona è bella tutta, non è che ce ne sia un posto meno bello. Allora, cerchiamo di non farci prendere, perché in tutto questo ho bevuto anche un po' di vino. Allora, siamo qui all'osteria Dogana Veccia e si mangia benissimo, quindi io vi consiglio di venire. Dunque, vedete che qui questo è il quartiere Filippini, di là verso, diciamo che in questa direzione c'è l'arena, mentre di qua si va verso la chiesa di San Fermo. Adesso io sono in mezzo alla strada, speriamo che nessuno mi prenda sotto, ma pare di no. Dunque entriamo dentro l'osteria Dogana Veccia o Veccia Dogana, che dir si voglia, e vediamo il nostro Solimano intento a mascellare. Solimano, saluta con la tua mascella. Vediamo qua i nostri giovani e diversamente giovani attori. Grazie. Ecco, qui sono tutti simpatici e qui vedete la fantastica cucina dove si mangia benissimo. E adesso ritorniamo fuori e andiamo a vedere. Vedete qua ricordo che qua c'è sempre il fantastico, ecco, vedete, anche per asporto. Ecco, questo è un momento ADV in cui noi vi consigliamo di venire qui a mangiare all'osteria Veccia Dogana e ritorniamo qui dai nostri attori e io vi passo anche il testimone, perché qualcuno che ha finito, ecco qua, vi lascio il testimone. Michele è per te. No, sto indicando te. no. Giulia, chiedi. 100 metri. Let's do it. Benissimo Perry. Facci vedere faccia intensa. E poi andiamo dai cani veri. Come, non sono abbastanza lei? Non lo so, si sforzi nel frattempo. Ok, ci piace. Neve, allora cosa ci dici tu? Sì, fa fame, fa molta fame. Non so. Più che altro l'ambiente teatrale qui, vero? Ma no, tu. Allora, mi hanno ceduto il posto, quindi io... Vai. Vedi, come è facile stare con altre belle persone.
altre belle persone, salutiamoci tutti perché allora, mi hanno mollato la videocamera perché non la mollo più. Come no? Esatto. Mi hanno detto che la signorina qua ha qualcosa di interessante da dirci, vero? Io? Sì, ha avuto delle avventure tutta la settimana e quindi è stanca, morta e vuole condividerle con tutta questa bella gente. Il tutto si esprime in questo connubio meraviglioso tra riso, il ho già mangiato e un lampone ingurgitato. Devo dire che... Maestra, basta, è stato veramente incredibile questa esperienza ultra terrena e ultra critica. Andiamo semplicemente a cercare delle persone che purtroppo non ci sono. Queste persone sono evanescenti come la zoncoleria che mi segue. Ecco, ce l'ho fatta ovviamente. Ecco, lui mi seguiva e cercava l'angolo cieco della videocamera. Ma siccome Bea ha alzato la voce, bisogna per forza alzare la voce su Bea. No, No. allora, dica perché la panna e fragole del suo vestito mi crea delle immagini molto dessert. Ma diciamo che dire, qua aspettiamo il dessert e io anticipo. Mamma mia, siamo già così avanti nella cena. Quanto vola il tempo, quanto si diverte. Perfetto. Mi sono sentito invaso perché c'avevo loro tre più la gatta una sera. C'è un'invasione. No, c'è un'invasione. Ho sentito un'invasione femminile. Ah, barbare. Femminile, ma ci sono femmine barbare alle volte. Beh certo, Barbarizzeid. Certo, Lei, colto grecista Barbetti, Barbarizzeid, che è il barbar tipico dei barbari, cioè il balbettio, si ricorda? Certo, anche il famoso bar dove si ritrovano i barbar. Esatto. Il barbar. Il barbar. Sta scappando. È un bar mobile. È già andato via. È già andato via, va bene. Allora andiamo a cercarlo questo barbar. Vediamo. Lei non ha niente da dire, andiamo dentro. Vediamo se la dogana vecchia riuscirà a darci una mano. Attenzione qua, ci sono. Passiamo per le botti e arriviamo alle botte. Vi state menando, vero? No, c'è pace e tranquillità e una coda per il bagno forse. Hanno chiesto di raccontare un po', invece la coda per il bagno. hanno fatto il giro, il terzo giro che fanno a far vedere l'osteria. Sembra che sta diventando la pubblicità dell'osteria. E invece adesso che praticamente, anzi guarda, giro, vedete che ormai sono a chiusura, i piatti ormai sono vuoti. E allora, io signori vi disturbo perché vorrei... No, aspetta. Solimano, io avrei una domanda. E vorrei fare una domanda proprio a Solimano davanti a Daniela. Sta qua Daniele, un attimo. Vorrei che Solimano ci descrivesse il perché del piatto che abbiamo appena mangiato. Ah, ma sì, l'abbiamo... E noi qui non l'abbiamo detto. Perché, esatto, noi ve l'abbiamo presentato a voi e invece... Occhio, interrogazione. Siamo venuti a rompervi le scatole. Ecco, sì, ma adesso infatti volevo chiamare tutti gli interni fuori perché facciamo l'ultimo pezzo tutti quanti assieme, dai. Facciamo adesso la parte più shakespeariana della cena, anche se, allora, il piatto Grazie. Il piatto che avete degustato, aspetta, però scusatemi, io devo inquadrare questo perché non cambia argomento. C'è stata la cuoca ha preparato il timballo di riso con tutto il pollo messo bene, con la striscia di salsa. Però sapete, il creaturo dobbiamo aiutarlo a crescere. Allora, adesso passerei alla parte più shakespeariana e quindi senza necessità che tutti quanti intervengano, però se qualcuno di voi ha preparato qualcosa e ci vuole raccontare anche perché l'ha preparato, noi saremmo ben disposti avremo piacere di condividere questa cosa. Benvenuti a questa splendida serata. Purtroppo viene fuori tutto così un po' improvvisato, però sappiamo che meraviglia. Io sono Gabriella Bella e sono qui per voi e cercheremo di, assieme ad altre stranissime creature dell'Olimpo e altri mezzi comuni mortali o no, mentre questi altri comuni mortali no, dei e altre bizzarre creature satiresche si preparano, vi presento la meravigliosa e bellissima... Ciao, sono Silvana Mangano.
Ciao, sono tornata come tutto è iniziato, tutto finisce. Tutto finisce, ma che tesoro, guarda che meraviglia. Ma che bello vederti, amore, baciamoci. Che meraviglia. Distanziamento sociale rispettato dal naso, mi ricordo. Scusate, mi emoziona sempre. Mi emoziona sempre troppo, ma scusa tesoro, Silvana, hai preparato qualcosa? No, non dirmelo perché non ci credo ancora Guarda, adesso. io assolutamente improvviso sempre. Brava, allora facciamo così, siccome tu improvvisi sempre, facciamo che prepariamo un attimo questo pubblico che è ignaro, vero? Ha la faccia ignara, chiaramente. Come sono ignaro? Sono molto ignara. Ad ogni modo questo era un più piccolo omaggio, un cadeau, un cadeau per, diciamo... cadeau! Cadeau, no, cadeau resta in piedi, cordor no. Quando? Cosa succede? Perché tutta questa gente è qui? Perché c'è un capostipite strano che cade dal cielo da strane nuvole, grandini, temporali, ma soprattutto è una persona che volevamo ringraziare, una persona vissuta tantissimi anni. No, non adesso, dopo, sotto l'edera e i glicini. No. Volevamo ringraziare questa persona venuta dal passato, dal presente e alle volte dal futuro, con le parole di una persona ancora più magnifica, vero? No, certo. Quindi prego, si scaldi l'ugola, le cervicali. Allora, scusate, è che mi emoziono sempre davanti alle persone. Davanti alle pere, le pere o le sone? Le sone con le pere? Le sone con le pere. Sona le pere. C'era da dire che nel 1553 ci fu un ambasciatore, forse ambasciatrice. Oh, aprite gli orecchi, signori. Che io questa sera chiamerei per tutti quanti la Bernarda. Oh, sì, la Bernarda. Che scrisse all'epoca di questa cosa e disse: il sultan Solimano, al presente re dell'Oriente, è uomo magro, di colore fosco, e ha in faccia un'ammirabile Guarda che cosa! grandezza, insieme ad una dolcezza che lo fa amabile a tutti che lo veggono. Lo veggono, signori, lo veggono. Veghetelo. È molto sobrio nel mangiare, mangiando raro e poca carne. La settimana. Ma certo, poca carne, però certe cose. La carne è debole. Né beve vino. No. Mai. No. Vai in vita mia. Come è fama che facesse al tempo di sua gioventù. Ma acque molto delicate. È questa e quindi è un po'... Sì, è così. Il Solimano. Il ritratto di Solimano è magnifico nel tempo che ha attraversato Ello. Chi è? Che personaggio è? Ello si diletta a decomporre in lauda di Dio. Mi piace la chiesa, basta. Facendosi umile e dicendo sempre: egli non esser niente. Umile come e alta, sì che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei la sola Mamma. È papà, c'è il papà. Dov'è? Papà, c'è papà. Ecco, ma è per lasciare memoria. Che moria? Non della sua grandezza. Cala. Fa fare una cronaca di quello che ha sempre operato. È una cronaca. Quindi umile però si fa raccontare. Sì, è un po' zoccola. Un po' come noi. Sciocco.
Ma chiaramente ringraziamo Silvana Maier, signore. Grazie. Chiaramente Tutte tette rifatte queste. Oh, che fai? Scusa, la camera è mia. Quest'uomo solitario, solingo, eremita, ma soprattutto un tore di gente, capaci, incapaci, alti, magri, Il Covid. Il Covid, ma sei stata a casa mia l'altro giorno. Lo so. Se la va. Quindi quest'uomo ha bisogno di tante altre belle persone. Sì. E dobbiamo ringraziare tutte queste belle persone. Sì. E allora Solimano ha scritto anche, anzi ho rinvenuto nelle casse di Solimano, è magnifico, una meravigliosa... No. Sì, e questa lettera di ringraziamento... Stia calma. Questa meravigliosa lettera di ringraziamento. Sono tutta un fermento dentro. Un feromone. Ma siccome tutto questo fermento... Vabbè, stai fermone. Sì, sto fermone. Siccome questo fermento, questo fermone ha unito le genti di ogni dove, da Piacenza, Bologna, Milano, Parenzo e chi sia a dir si voglia. Catania. Catarsi, no, chi? Allora, A catarsi proprio. ho pensato che c'era un file, un documento particolare con un titolo comune a tutti che risuona nelle orecchie di ciascuno che ha preso parte a questa meravigliosa, incredibile... Ma no, sei fuori, tesoro. Sta ridendo? Sta ridendo? Cioè, non hai mai visto? Facciamolo ridere veramente. Allora, tornando a noi. Vieni che lo prendo io. Non prenderle in mano sbagliata. Mamma mia, sei Benissimo. sempre gelosa, stronza. Quindi, lo so, piccina. Salve, signora. Ma cosa fa? No, niente. Questo fil rouge era il titolo di questo documento chiamato Smutarsi. Per chi capisce, mutando nelle ovviamente vicissitudini della vita, giusto, rettore? Magnifico. Ecco. Lo regga il rettore. Allora, io purtroppo mi mancano alcune persone che verranno citate, si ricorderanno. Citate? Sì, citate. Vabbè. Citate. Quindi vi prego di ascoltare con dedizione almeno quanto... Grazie. E 3, 2, 1. Girard su Zuin da casa coi busti spesso roversi in malo modelini nel proprio burato o legger polato tomelleri quali Perric Mason. Sembra talvolta di darsi la zonca sui piedi. Ma se per caso il bar Betty aprisse i battenti mangan 8 e anche più con certi bombini, forse Brunelli, forse, ma tutto è benico ciò che finisce benini. E siccome a Cailotto si fa sempre in tempo, io distinto Pontarollo sullo cavallo del regno Mengobbo. Come osi, mati così, far fare cose fuor, lo san solo quei che ga de mani in cor. Signori, il tempo è scaduto, mi sa. Bravi! Aspetta che facciamo l'inchino, facciamo l'inchino. Davanti e dietro prima. Grazie. Tenga, depositario. No, faccio io, lasci stare. Ma sì, aspetta che non... Sì, no. Sono tutto un sudore. Ha un freddo. Andiamo di là? Andiamo, ci dobbiamo decidere. Oddio. Allora, è tutto improvvisato. Va bene, siamo belli perché siamo vari. E... Ah, Dio. Vabbè, mi trovo un po' così adesso. Ok. Eccoli. Eccoli, Gabriele Barbetti e Andrea Manganotto, grazie. Bellissimo. Allora,
Adesso che siamo in piena atmosfera interpretativa, però c'era una cosa un po' particolare, arrivato, pensa, cosa un po' particolare, che era una specie di dedica, un qualcosa che qualcuno voleva dire per qualcun altro, che non so come si chiama, da un punto di vista bardesco. Cos'è? Quando è che Shakespeare scriveva per qualcun altro? Attraverso cosa? Attraverso che strumento? Qualcuno di voi mi può aiutare? Cioè, il bardo, no? Shakespeare, quando scriveva proprio per la persona che chiamava, Attraverso un sonetto. attraverso un sonetto, grazie. E allora volevo capire un attimo perché, per chi e cos'è. Il sonetto 18 che Shakespeare ha scritto per la Dark Lady e che io recito per Claudio. Che non lo sapeva, che non lo sapeva. Dovrei paragonarti a un giorno d'estate. Tu sei più amabile e temperato. Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio e il corso dell'estate ha troppo presto una fine. Talvolta troppo caldo splende l'occhio del cielo e troppo spesso la sua pelle dorata si oscura e di ogni cosa bella la bellezza declina per colpa del caso o del mutevole corso della natura. Ma la tua eterna estate non dovrà svanire, né perdere la bellezza che possiedi, né la morte si vanterà che tu vaghi nella sua ombra, quando in eterni versi nel tempo tu resterai. Che gli uomini e gli occhi potranno guardare, queste parole vivranno e daranno vita a te. Che emozione! Grazie del regalo di aver scelto questo momento per questa cosa. Grazie. Signori, adesso bisogna un attimo di aria perché andiamo a fare una passeggiata, a sgranchire un po'. Allora, prendiamo aria. C'è qualcun altro che vuole intervenire in questa carrellata shakespeariana? Non so, che ha preparato qualcosa. Marta? Scherzo. Non so, Giulia, c'è in mente qualcosa? Giorgio, hai pensato a qualcosa? Sabrina? No. Una frasetta. Possiamo fare un test. Se chi ci segue è davvero un fan di Shakespeare. Sì, io non lo so, sai, nel senso che magari non ci sta seguendo nessuno in questo momento. Però siamo tutti per noi. Siamo solo fra noi. Può darsi, dopo ci vedranno magari in differita, come si suol dire. Magari. Aspetta che guardo in borsa. Ma guarda in borsa, Beatrice, se c'hai qualcosa... aspetta, no, disinfettante no, e la sciarpa no, la mascherina, guardate la mascherina, guardate Beatrice che porta monete, niente, Bea, no, No, perché se fa freddo al golfino. brava il golfino, eccoci. Cellulare. Io, I fazzoletti di nave. niente, i fazzoletti anche Il smoccolati. metro, bisogna tenere un metro di distanza. Sapete quando si dice che nella borsa delle donne c'è di tutto? Sì, appunto. Ecco, le chiavi, la matita, guardate, andiamo. Guarda, c'è qualcos'altro lì. C'è qualcos'altro secondo me. Eccolo. Eh. L'ho trovato. Ladies and gentlemen, passeggiata con Shakespeare, la saggezza in teatro a cura di Beatrice Zuin, prefazione di Umberto Salemi. Io farei un applauso. Perché dovete sapere che la Shakespeare Walk a cui avete assistito nel primo giorno della Shakespeare Week 2.0, grazie, tieni tu il... Allora, è nato da un'idea, pensate, del Globe Theatre nel 2000.
400 anni di Shakespeare, che ha fatto una passeggiata digitale, 10 minuti per ogni opera, 37 opere nella Shakespeare Walk di fronte al Globe. Allora noi nel nostro piccolo... Esatto, che non potevamo mettere 30... Non c'è la Shakespeare Walk qui a Verona, no? Quindi ci mancava la location. Esatto, però Solimano mi ha detto: Beatrice, la facciamo anche noi. Andiamo in giro 30 frasi tratte, ognuna dall'opera di Shakespeare. Esatto, e quindi mi ha detto: arrangiati, prendi quello che vuoi, questo è il portfolio, c'è un librone grosso così, e estrapola. Dammi che voglio farlo vedere intanto che parli. Estrapola. E io ho estrapolato. Nome. E un editore di passaggio ha ascoltato, ha sentito di questa Shakespeare Walk, ha detto: beh, però potrebbe anche diventare un libro. E così questo editore di che si chiama Freddy Colt ha detto: facciamo questa cosa, e abbiamo aderito. Esatto, ed è nata questa pubblicazione ed è quella che ci accompagna dal 2016. Beh, io non lo so, ti chiederei... Allora, noi sappiamo, possiamo dire naturalmente che è una pubblicazione, quindi il libro è in vendita. Assolutamente. Se volete, noi ne abbiamo delle copie a casa Shakespeare, quindi basta mandare una mail. Possiamo autografare. Esatto. No, comunque è molto carino perché lo apri a caso. Esatto. Per esempio, ti metti gli occhiali, Per esempio. Per esempio. E cosa viene fuori? Molto rumore per nulla. Mille! Molto rumore per nulla. Allora, 1598, 1599, molto rumore per nulla, atto secondo, scena 3. Non più sospiri, dame gentili, tutti gli uomini sono incostanti, un piede a terra e l'altro in mare. Non sospirate, andare così imbronciate, così belle. Scambiate l'angoscia nel vostro cervello con un allegro ritornello. Che bello, che bello! I no more, ladies, I no more. Era questo il ritornello? Yeah. Che c'è sta il testo? Con il testo a fronte. C'è sta. Va bene, questo era poi... Scusa Zuin tesoro, doppiami. scusami. Nell'interpretazione... La Zuin mi doppia. Sai no more, no more. Man what see the ever, one foot in sea and one on shore. To one thing constant never, inside it so, but let them go and be your blight and bonny, converting all the sons of into an oni. No! Brava Bea! Grazie, anche questo è stato il grande contributo di Beatrice Zuin alla Come Shakespeare fa Week. il labiale la Bea? Di averci raccontato anche questa parte che è parte della Shakespeare Week dal secondo anno, vero? Mi pare, Bea, 2015 non c'era la Walk e poi l'abbiamo fatta dal 2016 in poi senza sosta. Allora faccio un'ultima carrellata a sentire se c'è qualcun altro che vuole intervenire, siamo quasi in chiusura. Fede, hai preparato qualcosa? No, Giovanni ha detto, dopo che non hai detto il mio cognome, ti sei sbagliato come al solito, e in più non hai detto che nella 24 ore sono stato sempre presente, basta, si è rinchiuso. Io andrei là aggressivissimo, anzi, glielo caverei proprio fuori. Vai, cavaglielo fuori. Ok, allora un ultimo passaggio, e quindi
Intanto Daniela sta versando. Allora, il chiaretto che abbiamo detto andava a incrociarci. Allora, io adesso chiedo ad Andrea di tenere un attimo la camera, vado a recuperare quel foglio che c'è là Sì. e andiamo a chiudere quindi... Quindi, salve. Penso, buonasera. Sì, lo so, ma sarebbe meglio. Ecco. Ciao. Prendo in mano la situazione. Ecco. Buonasera. Allora, io ti chiederei, Andrea, per se venissi con me là però e ci mettiamo tutti dietro la camera così ci vediamo tutti. Cosa dici? Beh, la possiamo parcheggiare lì. No, perché vorrei che si vedessero tutti quanti, perché è proprio un gruppo, cioè un lavoro, sai, tutti sì, assieme. sì, Quindi sì. se noi ci mettiamo qui, Andrea, io e te, oppure tu, anzi meglio, e così si vede anche l'osteria. Vieni qua, vicino a noi però perché per il discorso del volume. No, restate su, Andrea è qua in piedi. Però posso muovermi? Ah, allora ti seguo, perché così, capito, era questa l'inquadratura, cioè Guarda. che si vedesse tutto, esatto, con Andrea in primo piano per farti sentire, così si vede... Che mi date una sedia? Sì, eccolo qui, maestro. Ringrazio. Vuoi anche tu, Andrea? No. Ok, stai vicino. Si sente, lo so che tu la voce... Ok, stiamo tutti quanti vicini. Aspetta un attimo che arriva, c'è anche Marica, Andrea, Francesca. De Manincor, la sai portare la voce? Sì. E l'orto e Pia? Sì, quella sì. Okay. Quella... Cigena l'orto? Che è il Pio. Esatto, e la Pia. Vabbè. Allora questo è un pezzo che ho scritto come l'hanno scritto loro. Venite qui anche voi, si vedeva la manina. Stai dentro, Soli. È dedicato a casa Shakespeare, ma poi è dedicato a un amore. Oh, delle 12 muse che invoco, mi sia presto consentita la preghiera, ma ancora fatemi sorvegliare la buona bozza di vino che accompagna fin giù il sentimento più fino. C'è una novità dentro i fili di seta delle storie, dentro il severo inverno degli scontenti che finiscono in risse contese. C'è la tecnica artigiana, giorno dopo giorno, che cuce i pensieri e le idee. Si chiama storia, saper narrare. E anche arrivando alla fine della corsa dei corrieri più bradi, non lascia in pace mai la testa come un chiodo di sole conficcato ad oriente che sempre splende. E dove il mito diventa colomba, c'è uno sguardo. Dietro piatti prelibati in cui affondano le mani più sapienti. È lo sguardo dell'incerta signora certezza. Il guadagno che manca. La bottiglia di Xerex è stappata per il gargarozzo di Falstaff. Un trinciato di carne o una battuta sul tagliere prelude alla succulenta crapula della serata, ma sul contrario delle avventure i cavalli scalpitano come se stessero andando all'inferno, e quindi fatemi parlare o vi vada di traverso il boccone più onorevole. Bene, adesso guarderò nel fondo del bicchiere e accetterò il buon viso degli altri o il loro cattivo gioco. Già, e scoprirò così che l'aceto è perfino buono in quelle bettole che espongono le insegne più prestigiose. Sarà come un vivere da ricco sul carro che mi portò alla città. Io ci arrivai straniero, fra stranieri, ma non mi lamentai quando il filo di seta di cui tieni tu il capo fu abbastanza lungo perché io intrecciassi qualche storia. Mio padre mi aveva detto: va figlio e fatti onore, ma era un padre misteriosamente buono, troppo, per essere l'unico da seguire. Così me ne detti uno nuovo. Il tempo, Marpione,
che mi condusse alla spelonca delle favole per tirare fuori lo stiletto della fantasia. E bisogna avere la calma dei santi quando cerchi, rimestando nei pensieri, il filo che hai dentro e hai dato e che tu tieni. Così sono stato e sarò un poco al riparo delle invidie, divine creature dell'inganno poetico, che spingono sulla strada della contesa per essere buona resa, infine, col capo chino e cosparso della cenere più preziosa, che è il tuo bacio divino, o mio amore, cui allego il testo in cera lacca con tanto di timbro del governo del nulla o del non sono. Sapete, la mia vita si è girata come banderuola di gallo con la cresta un dì, 3 anni or sono, e non fu più la stessa. Ed ora rimarco le tavole del palco e mi sembra di essere in compagnia di fantasmi o sogni, per dire la verità, appesi come peneri, slacci, affranti di una storia di cucitura mal riuscita per la verità. Dirò, se dovessi dunque stasera giungere al fine della mia vita col tocco del naso, se è lungo, o della bocca, se è una bocca da baciare, che starò sotto le tue sottane. Ma amore, non mi respingere mai se però di un quartino o di un mezzo di quel vino che fa la Francia più ricca e ancor di più la Borgogna, ma nella Vallis Pullicelle fu nettare di Pulzella. Voi siete come fantasmi, così sento la voce echeggiare da dietro, quella delle figure che furono fedeli sempre ai dettami dell'oracolo e delle 12 muse, forse qualcuna in più degli altarini sacri dedicati a Poiesis. Ecco, e che amano sapendo di desiderio, will, volere, will, più sospiro che altro, soffio, will, un desiderio di teatro. Ebbene, lasciacelo, così lascerai te con noi. Non parli da giorni, Will. Forse per te è meglio abbandonarci. Non hai detto niente a noi, i tuoi fedeli scudieri di questi ultimi anni, Will. Hai balbettato una storia di anni perduti, sì, che non ci appartiene, e non sapevamo che dirti, cosa fare. Deliravi, e poi hai cominciato a vedere noi, in noi, come fantasmi. Quanto male può fare il teatro, eh? Quanto male può fare a chi lo ama perdutamente, incessantemente. I miei incantesimi tutti spenti, i miei incantesimi voci, solo voci, anche voi solo fantasmi. Quanto ho dato al teatro, quanto voci che mi aspettano. Chi ha parlato? Io ho parlato? Qualcuno ha parlato? Qualcuno ha attaccato la battuta italiana? Chi ha parlato? Solo un bicchiere di vino in più, per favore, nel gargarozzo di Falstaff, prima della battaglia a morte in Agincourt. Finirò schiacciato, ma non sepolto. Solo silenzio, già. Se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa si potrebbe capire. Con questo noi terminiamo la diretta. Grazie a tutti, buona serata.